Le luci del Consiglio regionale restano spente in attesa di riaccendersi per accogliere i 50 eletti dell'11ª legislatura del Veneto. In queste settimane in migliaia hanno corso per essere uno dei componenti di questa ristretta assemblea. Oggi, tra i pochi che per ora si incontrano tra le sale e i corridoi semivuoti di Palazzo Ferrofini, c'è Luca Spavanetto. Dei 7 consiglieri uscenti di Fratelli d'Italia è stato rieletto solo lui, il capogruppo. Nella nuova legislatura il partito avrà 9 consiglieri, di cui 8 nuovi, un risultato inferiore alle aspettative. L'effetto dirompente di un candidato presidente legato ad un partito sicuramente ha contribuito a una differenza, e poi la candidatura del presidente uscente Luca Zaia, insomma, possiamo notare questa differenza non tanto nel numero dei voti di lista, che insomma è palese e diciamo è orientato verso appunto il mondo della Lega, ma dall'altra parte della lista Zaia, per così dire. E dall'altra parte invece noi abbiamo ottenuto con i voti di preferenza sul territorio, e quindi diciamo che il grosso che è stato fatto è stato fatto grazie a delle buone liste fatte sul territorio. Spavanetto è anche l'unico sopravvissuto al voto tra i capigruppo dei grandi partiti. In una sala incrocia il capogruppo uscente della Lega, Giuseppe Pan, ex sindaco di Cittadella ed ex assessore regionale. Sto sgombrando l'ennesimo ufficio della mia vita, perché ogni 5 anni io sgombro un ufficio. Io lunedì torno a insegnare perché quello era il mio mestiere. Ho fatto 32 anni di politica attiva, quindi penso di aver dato molto alla mia comunità, alla comunità dei Veneti. Posso solo ringraziare la Lega per quell'opportunità che mi ha dato. Il mosaico del nuovo Consiglio regionale non è comunque completo, perché la nomina di un consigliere ad assessore aprirebbe la porta al ripescaggio del primo dei non eletti di quel partito in quella provincia. I risultati delle urne non cambiano gli accordi che erano stati stretti prima delle elezioni, 5 assessori a Fratelli d'Italia. Non ho partecipato alle trattative e non ho voluto nemmeno saperlo, non mi interessa, non mi è mai interessato, perché giustamente c'è un coordinamento regionale, un coordinatore regionale, un partito che gestirà questa fase.